Scusa un attimo solo. Assessore Di Mauro, momento di auguri ma anche di prospettiva, un'unione qui insieme a tutto il centrodestra, insieme a un suo grande amico Gallo. Sì, l'avevamo organizzato nel corso di un incontro che si era svolto sempre qui in questo albergo per preparare l'attività dell'amministrazione comunale di Agrigento a proposito delle attività che bisognava compiere in Consiglio Comunale per l'approvazione di strumenti urbanistici e altresì delle questioni riguardanti la formazione della fondazione per l'Agrigento Capitale della Cultura. Abbiamo avuto l'intuizione di fare questo incontro per il 23 proprio celebrativo di un fatto straordinario che poggia non solo le ragioni sulla politica dello stare assieme, ma sulle ragioni di un rapporto umano, di un rapporto che ci deve portare ad essere sempre più uniti e a governare questa provincia con quel buonsenso che ci ha sempre contraddistinto in passato e che vuole essere in buona sostanza foriero di buone attività. Siamo comparsi all'Assemblea regionale, al governo ci sono io, ma c'è di fatto un governo che quando si tratta di Agrigento attenzione alle problematiche. Questo credo che sia il miglior risultato che possiamo avere. Oggi è la sintesi di un lavoro fatto da circa un anno che è iniziato. E si guarderà al futuro da questa sintesi? Ma certamente, oggi per esempio sulla Sicilia c'è un'intervista di 2 pagine che è fatta da me che proprio testimonia un'idea, un progetto, un programma che deve essere portata avanti a proposito del piano rifiuti, a testimonianza che non siamo nelle mani dei privati, ma siamo di fronte a una prospettazione di programma di natura tecnico-politico che serve a togliere la Sicilia da una condizione difficile in ordine al costo dei rifiuti per ottenere il risultato non solo della riduzione ma finalmente di avere un programma chiaro che tutti i siciliani debbono conoscere. Agrigento al centro di un processo, mi permetto di dire a sua volta di natura culturale, che vede il nostro capoluogo insieme a tante altre province, altri comuni della provincia a dare testimonianza di questo riscatto che Agrigento merita per la storia che ha avuto sempre nei tempi sul piano archeologico, sul piano culturale, e credo che questa occasione propizia, straordinaria che siamo riusciti ad ottenere merita un successo e l'attenzione che il governo regionale ha prospettato in sede anche di parlamentari. Sullo smaltimento dei rifiuti, di scariche e termovalorizzatori, che prospettive ci sono? Si faranno o no? Abbiamo già portato avanti gran parte del piano dei rifiuti, abbiamo individuato il percorso intermedio e anche quello finale, cioè la realizzazione dei intermedi, mi riferisco ai TMB, agli impianti CSS/C e mi riferisco anche ai biodigestori, e per quanto riguarda la parte terminale certamente è il termovalorizzatore. Non è lo stesso termovalorizzatore di Roma che prevede ingerire tutto, questo è un termovalorizzatore che prevede ingerire una parte residuale del rifiuto pari a circa il 20%. Con anche la possibilità ovviamente della vendita di energia per un importo prevediamo pari a 30 milioni che consentirà di ridurre notevolmente i costi di gestione del termovalorizzatore e anche ovviamente abbassare la tariffa per i cittadini. Dove sarà ubicato? Ma dovrebbero essere 2, uno a Palermo e uno a Catania. Sono le sedi dove è difficile la raccolta differenziata e dove ci sono una serie di problematiche e credo che il termovalorizzatore sia una cosa utile da poter mettere. Quindi anche le altre province potranno accedere? Le altre province, nell'articolo che oggi compare sul giornale, c'è una situazione abbastanza serena, compresa la provincia di Agrigento, che avendo finanziato la realizzazione di un DMB e una discarica sciacca per 500.000 metri cubi, noi potremo stare tranquilli per i prossimi 10 anni.